all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Lei oggi ha presentato un libro in cui denuncia tutte le crisi delle aziende italiane. Qui troviamo i pensionati che si ribellano perché non riescono ad arrivare a fine mese. C'è un problema serio economico nel nostro paese? C'è un problema reale, che non sono le vicende personali del Presidente del Consiglio, ma sono i giovani che non hanno un futuro e gli anziani che non hanno un presente. In mezzo un'economia al collasso e il sistema delle imprese che non ha prospettive, legato il tutto da affaristi e speculatori da una parte e dall'altra un mondo di lavoratori e di operai o di pensionati che non arriva a fine mese. In questo senso io credo che bisogna individuare le nuove priorità del Paese. Io condivido la raccomandazione che ha fatto una signora di voi prima di sedere qua dicendomi basta parlare di noi, occupiamoci del Paese reale. Io lo condivido e in questo senso ho impegnato il mio partito di Italia dei Valori su 3 temi concreti: referendum sull'acqua, sul nucleare e sul legittimo impedimento. Per un motivo molto semplice, perché sono 3 problemi reali. Il 12 e il 13 giugno l'Italia dei Valori ha chiamato i cittadini a votare per questi referendum importanti. Quanto è importante appunto recarsi alle urne? Innanzitutto ricordatevi che i referendum non hanno un colore politico, non bisogna essere di un partito o dell'altro, bisogna essere cittadini che riflettono su alcuni temi concreti. Il primo, l'acqua. Questa idea che l'acqua la puoi avere se la paghi, se non la puoi pagare non la puoi avere, e le puoi avere più di qualità o meno di qualità a seconda di quanto la paghi. È un'idea che ripugna le coscienze. Uno in quanto nasce ha diritto a un posto dove stare con i piedi per terra, all'aria che respira e all'acqua che beve. Questo lo diceva pure Gesù Cristo, dare da bere agli assetati, non è che diceva se c'hanno i soldi. In secondo luogo l'energia nucleare, vedete che c'è bisogno di energia per far funzionare le cose, è vero, non è che possiamo andare con i buoi che tirano ancora, che fanno la forza motrice, ma oggi ci sono tecnologie tali per cui non conviene rischiare con le centrali nucleari, perché se scoppiano di quelle, come stanno scoppiando, è una tragedia per l'umanità. E terzo, un principio di legalità, tutti uguali di fronte alla legge. Voi giovani che chiedete dei diritti, non che dovete chiedere dei favori, quando c'è una giustizia ingiusta, quando c'è qualcuno che fa le cose che non vanno bene, allora deve arrivare qualcuno che dica chi ha ragione e chi ha torto. La legge è uguale per tutti, sia per chi sta al governo sia per il povero Cristo. Ecco, sono 3 temi su cui io invito il 12 e il 13 giugno ad andare a votare e a ristabilire delle regole del gioco, sia che sia di destra, sia che sia di sinistra, sia se non si vuole andare a votare, perché interessa tutti e soprattutto il nostro futuro.